Non siamo stati invitati ovviamente, altrimenti avrei novità da darvi, non ne ho, non abbiamo condiviso nulla, nessun progetto, siamo esclusi da qualsiasi tavolo, addirittura dal tavolo di attività produttive che dovrebbe essere mensile. L'esclusione dal tavolo a Cassugana con le associazioni di categoria per discutere delle nuove tariffe con un focus sui parcheggi lascia l'amaro in bocca a Nicoletta Piovesan. Non c'è nessun tavolo, non c'è nessun tipo di confronto e non riusciamo addirittura a portare a conoscenza del sindaco delle nostre idee. Evidentemente Veneto Imprese Unite non è considerata abbastanza, anche se abbiamo 400 oltre i 400 iscritti e rappresentiamo realmente com'è il commercio di Treviso. Non siamo seduti dietro una scrivania a fare teorie, abbiamo il commercio reale e concreto dei nostri cassetti e le lamentele dei clienti che sentiamo quotidianamente. Non capiamo assolutamente perché non siamo ascoltati. Le decisioni prese nell'incontro poco convincono Piovesan, a partire dalla reintroduzione della gratuità nella pausa pranzo. La giornata lavorativa, se deve essere a pagamento, che lo sia alle 12 ore, alla tariffa più bassa possibile. Non è corretto per il resto del commercio agevolare nessuna categoria, non escludere e non agevolare. Quindi siamo tutti nella stessa barca. La nostra proposta, visto che magari il sindaco Mario Conte ci ascolta, è quella di portare 7 giorni su 7 a pagamento, le 12 ore come hanno deciso, non solo la domenica pomeriggio ma la domenica mattina. È corretto ed è giusto che tutti paghino 365 giorni l'anno nella forma più economica.